Andiamo al punto 3. No, punto... Occorre un riordino dei profili professionali formativi e un giro di vite su diplomifici che espongono, questo sono i uffici, che espongono figure educative con corsi post-diploma. La Regione decida se la funzione educativa deve essere espletata con corsi post-diploma o con l'università. Questa è una cosa difficile da fare, perché le politiche fatte dalla Regione Siciliana, perché una certi candidati sono la stessa lista di più di meno possiedono l'informazione. In questo momento danno di comando educatori non devo mai parlare. Però siccome io già ho parlato che facciamo questa cosa? Lei è 5 anni educatore all'infanzia, quello si fa 300 ore educatore all'infanzia, uno dei due se ne deve andare. Cioè, o decidiamo che la signora che ha fatto 5 anni può lavorare nelle scuole dell'infanzia, non tutto chiaro, lei. O facciamo lavorare chi ha 200 ore e 2 corsi di formazione. Non ci può essere in Sicilia questa doppia cosa. L'università che dopo 5 anni di studi, il diploma di educatore dell'infanzia è un corso di formazione regionale abilitante riconosciuto dalla regione e ti dà il diploma di cioè la gente proprio che ha una rivolta di stomaco quando pensa alla politica, perché queste cose qua la fa la politica. Da un lato manda il ragazzo a farsi sti 5 anni e dall'altro c'è quell'altro che fa 300 ore. Quindi anche qua, ancora una volta, la politica deve decidere. Sti ragazzi o si convincono a tutti questi e che fanno i festini vestiti da porci, da matrone virgolette romane, oppure la politica è una cosa seria. Tra l'altro la politica, dicevano gli antichi, è il modo saggio di affrontare le cose. Allora, le soluzioni non sono facili e non è, il mago non c'è, però dicevano i vecchi che la politica è il modo saggio per dare risposta a un problema. Questo che chiediamo è la saggezza davanti a sta cosa che mette lei contro di lei. Poi ci da 2 giorni, giustamente quello chiede di lavorare, quello si fa 3 corsi, che può fare? 300 ore. quando c'è uno che non ha solamente quel corso, diciamo anche lui ha i suoi una sua famiglia, no? la famiglia, d'accordo. Infatti quello è il problema grosso. Spaccano la società. Quello ha il diritto di lavorare, ma perché no? Io sono d'accordo, era un figlio. Ma perché quello no che si è fatto 5 anni all'università? Ora la politica deve dare una risposta. Che risposta diamo a questo problema? So che è difficile. No, non saprei rispondere. quando Giorgio ha deciso di organizzare questo nostro incontro, l'ho fatto con grande urgenza, guardando negli occhi il candidato alla presidenza della regione, certo il suo professore, al quale può volere bene, ma è poco attendibile dal punto di vista della risposta del francese politico. Lo dico subito, se lei era candidato con Musumeci, non lo Bravo, io non mi sarei mai candidato non sarei mai candidato con la lista del partito. Io mi sono affiliato dentro una logica di conoscenza della persona che sta cercando di arrivare all'elettorato passivo che è lo tu sei stato invitato a parlare direttamente con il Presidente, con il candidato Presidente della Regione, senza la mia intermediazione, la mia interferenza. Vi siete parlati un pochettino, vi siete trovati in sintonia, dopodiché hai deciso di percorrere questa strada di ascolto coinvolgendo tutti i tuoi colleghi. La risposta è chiara, fino a quando il sistema è quello del circolo vizioso, società, classe politica, perché il problema è anche la domanda, non è solo l'offerta, è anche la domanda. Perché se io per lavorare mi accontento del corso professionale, mi cerco la scorciatoia, anziché mettermi a studiare, anziché chiedere alla mia famiglia di fare sacrifici, è chiaro che la classe politica approfitta
e risponde a livello pari, cioè ti crea quelle trappole di informazioni, tutte gestite poi da una persona. Allora, siccome io amo il mio lavoro e prendo lo stipendio dalla mia università per fare il ricercatore in storia, che è una forma della è una specializzazione della disciplina privata, per quanto mi riguarda, voglio dire, io non ho né interessi a ostacolare, perché ritengo che l'università sia la base sulla quale le nuove generazioni vanno formate, che la nazione deve investire e non certo la politica può entrare dentro i percorsi formativi, ma deve assumere proposte da chi lavora in questi percorsi formativi per cercare di sistemare la politica. Ha rotto il dialogo con l'università, da ormai da 20 anni a questa parte il dialogo con l'università è interrotto e gestisce proprio l'istituzione della formazione con una valanga di soldi che vengono sottratti ad istituzioni invece più democratiche che sono c'è un problema, ho capito che è difficile perché girano parecchi miliardi di informazioni, però un candidato a gestire la politica della regione siciliana deve dare una risposta a questo problema. Ripeto, da un lato c'è l'università siciliana che sforna educatori senza titolo, senza riconoscimenti, senza arte e senza parte. 5 anni di lavoro, sacrifici delle famiglie che fanno studiare, eccetera, eccetera. Dall'altro lato la regione, non l'ente formativo, la regione utilizza corsi di formazione e sono corsi abilitanti per educazione. Tutti e due insieme. La nostra proposta è quella che non è che non ci deve essere la formazione, ma che l'università non abiliti percorsi formativi già esistenti. Se noi abbiamo una facoltà scienza ed educazione che abilita i formatori, non ci può essere un ente di formazione che fa la stessa cosa, perché sta diventando ancora più grave che c'è l'educatore dermatologico, cioè medicina, cioè il corso di laurea, questa da poco l'ho saputo, in dermatologia si sta facendo il suo corso per educatore dermatologo, poi c'è educatore terapeutico, educatore alimentare. questa è una cosa. C'è facoltà, si fa l'educatore di medicina, si fa l'educatore terapeutico, poi c'è l'educatore sanitario, altrimenti che abbiano il coraggio di chiuderla la facoltà, chiudiamola, basta, togliamo di mezzo la facoltà di scienza dell'educazione, non pigliamo più per il culo i ragazzi, questi qua vi odiano in generale, però la generazione dei trentenni è poi la rottamazione, perché è davanti alla logica stringente che si arrovigliano le budella. O facciamo una facoltà che forma educatori e togliamo di mezzo i corsi regionali che formano educatori, o lasciamo i corsi di formazione che fanno educatori su 300 ore e chiudiamo la facoltà. Però tu l'hai detto, la concorrenza è a due livelli, una intramedia, cioè tra corsi di laurea e corsi di laurea, cioè tra la facoltà e le altre facoltà, con l'aggravante che questo processo degenerativo dell'università, che pare stia rientrando grazie all'applicazione della spending review, che in qualche maniera limita questa proliferazione di corsi di laurea della concorrenza interna, è aggravata dal fatto che c'è un'altra concorrenza più grande, che è quella vincente, cioè della regione siciliana, che con il finanziamento attraverso il canale europeo di enti di formazione mette sotto scacco le istituzioni dello Stato, che sono le università. Quindi è un grande balzacuglio alla quale si tira gente su due livelli, un livello nazionale e un livello regionale. Un livello nazionale Abbiamo regionale, e un livello regionale di funzionalità.
c'è il problema della costituzionalità o una legge quadro, ma bisogna che questa legge quadro venga definita a livello di regione Sicilia. Cioè che bisogna creare un circuito virtuoso tra le risorse che arrivano all'Europa e quelle che poi vengono consumate in sede locale, che vengono consumate con la parte uscita dell'università, che abbia compito di vigilanza e di controllo su queste attività e di razionalizzazione, cioè le varie commissioni che lavorano oggi sono una regola no? Questo non è un fenomeno regionale, è un fenomeno nazionale. Quindi non è possibile con grande difficoltà bisogna lavorare. Pigliamo atto della onestà ancora di prendere questi nuovi educatori e di farli diventare specialisti con una legge di controllo, una legge che sulla base dell'avversario studiato con quello pure di tanti radicalmente resi dell'università. È ovvio, è pieno, c'è un background che è la classe politica che si è arricchita e ha fatto clientela attraverso gli enti di protezione. Quindi possiamo dire che il punto 3 è difficile che oggi non abbiamo una risposta. Però noi ci troviamo nel fatto che prima la laurea in pedagogia, io vengo da magistrale, abilitante, laurea in pedagogia, abilitante, ho fatto il concorso, il diploma mi valeva un paio di punti, la laurea mi dava 5 punti in più e ho vinto il concorso. Oggi non puoi mai andare a lavorare all'asilo nido. Però chi ha fatto invece il diplomino, non diploma, dai, il diploma di liceo socio-psicologico. 300 ore, ma lavorare che significa? Andiamo a